Ed eccoci qua, amici telespettatori. Siamo sempre e naturalmente nella rubrica dei cuori solitari e questa sera, indovinate un po', abbiamo un altro ragazzo che va cercando la sua anima gemella. Però attenzione, non è un ragazzo praticamente siciliano. Non è un ragazzo siciliano perché? Perché è un marocchino, pensate bene. Ma ve lo presento subito. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Mohamed. Quanti anni c'hai, Mohamed? 28. Hai 28 anni. Sì. Li dimostri completamente male, però non ha importanza. Di dove sei? Marocco. Sei marocchino? Sì. Ascoltami Mohamed, tu praticamente sei in cerca dell'anima gemella, praticamente della fidanzata, sì? Sì. Ti vuoi sistemare qua in Sicilia? Sì. Tu lavori, sì? Sì, lavoro. Ho visto che tu praticamente hai un bel lavoro, bello attrezzato, hai un negozio ambulante praticamente di sciarpe, cappelli, cinturini, vendi di tutto e di più. Sì, tutto. Ed è praticamente un negozio mobile che si sposta, vai qua, vai là. E attualmente praticamente tu dove sei fermo? In via Marconi? Sì. Dove Che sei? vendi praticamente la tua merce? Qua. Sì. Sì, qua. E tu praticamente sei in cerca di questa ragazza ideale che possa convivere con te e darti naturalmente la cittadinanza siciliana, italiana, giusto? Tutto, sì. Vabbè, che genere di donna vai cercando? Cioè, parliamo dell'età, tu hai 28 anni e li dimostri, abbiamo detto malissimo. Che genere di donna vai cercando? Parliamo dell'età. Da quanto dovrebbe partire? Non capito. Cioè, parliamo dell'età. La ragazza che tu vai cercando, La ragazza che qua ha età? 20 anni. Dai 20 anni fino a? 20 anni. Fino ad arrivare a un massimo di, non so, 35? Sì. Massimo. Dai 20 fino ai 35 ti piace? Sì. Cioè vai cercando una ragazza dai 20 fino ai 35 che sia naturalmente trapanese, giusto? Sì, Trapani. Perché tu praticamente abiti qui a Trapani. Sì, a Trapani. Vivi magari con i tuoi amici, sì? Sì. E non so, dovrebbe essere una ragazza che lavori oppure non ha importanza per te? L'importante è che lavori tu. No, lavoro io, non Cioè, interessa non ha il importanza. lavoro A te così. ti interessa praticamente sistemarti Sì, e crearti una famiglia. Sì. Ma scusami, dimmi Mohamed, tu praticamente come mai dal tuo paese, dal Marocco, sei venuto qui a Trapani, in Sicilia? Qua a Marocco non è lavoro buono, qua lavoro piano, così. Ho capito. Cioè in Marocco praticamente c'è crisi lavorativa, non si trova il posto di lavoro, mentre qui, bene o male, giusto? Sì, giusto. Va bene. Vabbè, te la passi qui nella nostra Sicilia? Mi pare carino. Sì, te la passi. Come vedete, amiche telespettatrici, Mohamed, abbiamo detto 28 anni, portati malissimo, naturalmente, ha un bel sorriso, come vedete. Sorridi? Ha un bel sorriso? Ha uno sguardo praticamente molto mascolino, bello abbronzato naturalmente perché è di origine marocchina, per cui è bello abbronzato. Per tutte quelle di voi che volessero contattare Mohamed, che è un venditore ambulante, c'ha un negozietto praticamente bello attrezzato, e possono farlo, attenzione, contattandolo dove? Al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Mohamed è qui, sta aspettando, non vede l'ora appunto di sistemarsi, giusto Mohamed? Sì. Per cui vuole essere chiamato, vuole essere telefonato, per cui amiche telespettatrici, donne, soprattutto dai 20 fino ai 35 anni, perché Mohamed l'ha richiesto dai 20 fino ai 35 anni, fatevi sentire, perché Mohamed è qui che si vuole sistemare con una ragazza, appunto per la cittadinanza italiana, giusto Mohamed? Giusto, sì. Va bene, cosa possiamo dire alle telespettatrici che ti stanno guardando in questo momento? Va bene. Sì. Va bene, ha detto tutto. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Ciao. Mohamed, ciao. Oh yeah.